Anche Renzo Rubino per Velvet Music questa sera sarai al Festival di Gabber, è una sorpresa. Così dicono, non è ancora detta l'ultima parola, così dicono. No, sono molto felice, a parte gli scherzi. Come ha detto Rocco Papaleo in conferenza stampa, uno deve stare qui e deve ascoltare essenzialmente, ed è quello che sto tentando di fare, metto in silenzio lì, ascolto, vedo, perché poi rapportarsi con un artista del calibro di Giorgio Gaber è talmente una cosa gigantesca che bisogna andarci con calma, capito? E tra l'altro canterai Se io sapessi, che è una delle più belle, è stata interpretata da Siria qui in maniera stratosferica, un bel peso per te. È un bel peso, però il fatto di essere con la sua band, no? E di avere, io oggi ho provato, questi qui hanno un groove che voi non potete nemmeno immaginare, l'ho cantata con un gusto incredibile e quindi chi se ne frega di come viene, io la canterò proprio con lo stomaco e con il gusto di divertirmi con i ragazzi. Una cosa per chiudere, la canzone pop è praticamente teatro canzone e tu sei un cantautore, quindi qua sei praticamente di casa pur essendo un giovane, una sorpresa. Ma non diciamolo, perché poi iniziano, magari se sbaglio qualcosina, no, la verità è che io amo il teatro canzone, ed è per questo che amo anche Gaber, esattamente la fusione delle due cose, della parola alla musica, che rendono incredibile un'opera, e quindi sì, pop è un po' teatrale per questo e vediamo cosa succederà. Grazie e merda. Tanta merda. Ciao Renzo. Ciao.